vedete sta sfilando lungo le strade di Padova, partito dalla stazione oltre 5.000 persone da tutto il Veneto, ha preso parte oggi alla grande manifestazione regionale contro il disegno di legge sulla sicurezza previsto dal governo e in attesa di essere approvato al Senato. Oltre 120 le organizzazioni, le associazioni e anche i sindacati che hanno partecipato a questa manifestazione. È un impianto molto repressivo che colpisce in maniera indiscriminata praticamente tutti, non solo militanti, non solo attivisti per il clima, ma sindacati, ma anche fasce più marginalizzate della popolazione. Basti pensare al reato dell'accattonaggio. Per noi è importante riuscire a costruire un fronte ampio, il più ampio possibile da questo punto di vista, perché è la legge più liberticida che la storia della Repubblica abbia conosciuto. Abbiamo bisogno di maggiori spazi di libertà e la sicurezza si dà attraverso il welfare, attraverso la certezza di poter avere una casa, attraverso un lavoro che non sia precario. Queste sono le cose che danno sicurezza, attraverso il finanziamento della sanità e della scuola pubblica. Per noi questo significa sicurezza. La libertà di dissenso, la libertà di protesta è quello che ha sempre spinto anche il Comitato No Grandi Navi, oltre all'amore per Venezia e per la sua laguna. Se questa legge fosse esistita anche 10 anni fa avremmo ancora le grandi navi che passano nel canale della Giudecca, non avremmo mai visto un movimento cittadino che ha portato 10.000 persone in piazza e avremmo ancora appunto le grandi navi che inquinano e che devastano la nostra laguna. Quindi siamo qua per difendere quello che è stato e quello che deve essere, ovvero appunto la libertà di poter protestare. Anche il sindacato di base ADL Cobas attacca il DDL sicurezza. Noi in questi anni tramite i picchetti, tramite gli scioperi siamo riusciti a portare fuori l'illegalità dei magazzini, indicando la strada anche alle forze dell'ordine alcune volte rispetto ai problemi del caporalato, dello sfruttamento, degli appalti selvaggi che ci sono nei magazzini, in particolare la logistica. Questo DDL aumenta le pene per il reato di blocco stradale e sotto sotto vuole colpire gli scioperi, vuole colpire i picchetti e i blocchi dei camion che si praticano ogni volta che c'è uno sciopero nei magazzini. Noi crediamo che sia un tentativo da parte di questo governo di colpire le lotte dei lavoratori e le lavoratrici.